Siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, dal campionato di interregionale sino al campionato di prima categoria, con la finestra sul calcio a 5, il futsal e naturalmente ormai da un paio di settimane a questa parte diamo anche visibilità alle scuole calcio. Oggi qui con noi la scuola calcio del Real Catania. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Non avete dormito, no? Sì, siete stati svegli durante il corso della puntata, vi ho visto agitare comunque, quindi evidentemente siete stati attenti. Salutiamo in postazione Alessio Patti. Buonasera Ettore, buonasera a tutti i telespettatori. Campionato di prima categoria, subito i risultati con i 4 gironi che andiamo subito a raccontare con le schermate. I risultati del girone A, 12ª giornata di ritorno, oggi domenica 30 marzo, insieme non a Federica ma a Giulia Bonaccorsi. Partini Caudace, Bagheria 10-1. Ezio Roma, Bolognetta 1-2. Città di Casteldaccia, Borgata Terrenove 2-2. Campobello, Città Isole delle Femmine 3-1. Bonagia Sant'Andrea, Equipe Comprensorio Palermo 3-5. Sparta Palermo, Iatina Pro Monreale 1-3. Riposa Donorione e Lampedusa esclusa dal campionato dopo la 4ª rinuncia. Allora abbiamo commesso una leggera gaffa, abbiamo mandato la schermata del calcio a 5, ma nulla di preoccupante, ci sono cose molto più drammatiche nella vita. Facciamo vedere quantomeno la classifica adesso del girone A di prima categoria e abbiamo il commento di Alessio Patti. Alessio. Sì Ettore, perché gli estremi della classifica del girone A di promozione erano già stati decisi la scorsa settimana con la promozione del Borgata Terrenove e la retrocessione del Bonagia Sant'Andrea, per cui il discorso era aperto per play-out e play-off. L'equipe comprensorio Palermo con la vittoria, la vittoria esterna contro il Bonagia Sant'Andrea per 5-3 blinda il secondo posto, va a 4 punti di vantaggio sul Partini Caudace, al quale purtroppo quindi non basta il calcettistico 10-1 ottenuto in casa contro il Bagheria. Per quanto riguarda la zona play-out spicca la bella vittoria del Campobello che esce momentaneamente dalla zona play-out e l'altrettanto importante vittoria del Iatina Pro Monreale che batte fuori casa per 3-1 lo Sparta Palermo e oltre che risalire la china inguaglia appunto alla squadra palermitana. Benissimo, e adesso passiamo al girone E del campionato di prima categoria, campionato che comunque in questo girone sono stati già decisi buona parte delle sentenze, in quanto il Trecastagno, come tutti ben sanno, già dalla scorsa settimana è volato nel campionato di promozione. Insieme a Giulia i risultati del girone E del campionato di prima categoria. Trecastagni, Aci Bonaccorsi 4-1. Real Santa Venerina, Aci Sant'Antonio 2-4. Città di Aci Catena, Desport Gaggi 4-1. Sporting Club Giardini, Ionica Football Club 1-3. Calatabiano, Lineri Mister Bianco 3-1. Russo Sebastiano, Milo 2-1. Messina Sud, Robur 1-3. Allora il commento velocissimo tecnico di Alessio, perché poi qui abbiamo il direttore sportivo dell'Aci Sant'Antonio che sicuramente avrà da dirci qualcosa sui possibili risultati finali di questo girone anche in prospettiva playoff. Alessio. Sì Ettore, la 25ª giornata del girone E dà il verdetto retrocessione perché Messina Sud e Sporting Club Giardini salutano il campionato di prima categoria e disputeranno l'anno prossimo quello di seconda. La lotta tra Calatabiano ed Aci Sant'Antonio per la conquista del secondo posto continua, vincono entrambe, Calatabiano in casa per 3-1 contro il Lineri, l'Aci Sant'Antonio va a vincere 4-2 nel mai facile campo del Real Santa Venerina, vendicando l'1-0 subito all'andata. Chi meglio del direttore sportivo può raccontarci questa gara? Vi siete vendicati, Salvo? No, non vi siete vendicati, avete fatto il vostro percorso importante perché dovevate vincere. Vendicati no, già il danno l'avevamo fatto all'andata, perché quella partita nell'andata di fatto ha sancito il dover lottare per i playoff e non per il primo posto, perché allora il Santa Verina era ultimo, o penultimo, quindi
Stiamo parlando noi... 3 punti che poi alla fine sono risultati purtroppo pesanti per la classifica vostra. In pieno mercato di dicembre abbiamo fatto rivoluzione, i frutti si stanno vedendo adesso, però è anche vero che abbiamo pagato, avendo tantissime palle gol. Comunque il passato è passato, ora Ci sarà questa finale a questo punto? Sì, Ci sarà soltanto il vostro incontro? La prossima settimana deciderà in quale campo si giocherà questa finale. C'è l'ultimo turno che definirà la Come vedete esatta. il Calatappiano? Una brutta gatta da pelare oppure alla vostra portata? Loro hanno una buona squadra, hanno 2 o 3 giocatori che fanno la differenza, il campo li agevola perché noi siamo abituati a giocare comunque nel campo in erba. Aspettiamo i risultati di domenica prossima, perché noi giochiamo in casa col Giardini già retrocesso, Sì. loro hanno il derby col Gaggi, e se malaguratamente dovessero Quindi ancora perdere punti, sperate potremmo fare la finale in casa. Permettimi, io ho visto la partita vostra col Calatappiano, se per sbaglio doveste voi giocare in casa, secondo me siete strafavoriti, perché onestamente il Calatappiano in quel campo, nel campo vostro, non mi ha assolutamente fatto nessuna impressione, a parte Fugazzotto, Santino Tore, poi molto abbassato al centrocampo. Il problema dell'Aci Sant'Antonio è l'Aci Sant'Antonio. Ecco, questa è una bella battuta. Siete favoriti. Quando le squadre sono padroni del Siete proprio più forti destino. proprio. Siete No, più ma forti. perché se noi riusciamo a fare tutto e il contrario di tutto, abbiamo questa purtroppo... Attenzione abbiamo perché i questa- playoff comunque sono sempre un ternallotto, infatti, o abbiamo si questa parte favoriti o non si parte abbiamo questa favoriti. prerogativa, E quindi e- sarà una bella battaglia. Sarà però, dai. una bellissima partita soprattutto. E consideriamo il fatto che chi va in finalissima ha più di un piede e mezzo Certo, in promozione. indubbiamente. Allora, adesso parliamo subito del girone F di prima categoria, perché poi abbiamo da fare un bel regalo ai tifosi della città di Valverda. Diamo subito lettura della 12ª giornata di ritorno, girone F appunto della prima categoria. Cometa Biancavilla, Gravina San Paolo 2-2. Belpasso, Ciclope Bronte 2-0. NBI Mister Bianco, Città di Catania 1-3. Città di Valverde, Città di Mascalucia 5-0. Real Città di Paternò, Città di Randazzo 1-2. San Giovanni La Punta, Real Adrano 0-1. Città di Maletto, Tre Mestieri e Tenneo 2-1. Allora, in classifica il Città di Valverde festeggia questa straordinaria vittoria in questo girone e per tutti i tifosi del Valverde e anche per la squadra che lo ha vinto, ovvero tutti i componenti, i dirigenti, noi di Penalty abbiamo voluto regalare una bella clip. La guardiamo tutti insieme e poi la commentiamo in studio, non soltanto la clip ma anche e soprattutto la straordinaria vittoria della squadra guidata dalla Rosa. Whole world is watching us now. It's a little intimidating, but since there's no way to calm down, let's give them something amazing. Let's make them remember using one word. Incredible. Let's make them remember.
Il grande sogno del Valverde che raggiunge la promozione in promozione, la battuta la voglio fare subito anche con mister Garofalo. Allora Giovanni, è stata una lunga cavalcata, indirettamente l'hai seguita anche da vicino, no? Tanti amici direttamente perché sono andato spesso a vedere le loro partite, io a Valverde ci ho lasciato il cuore, ho fatto 3 anni bellissimi, è un paese che mi ha coccolato per 3 anni, quindi ho tifato per loro tutto l'anno e devo dire che comunque hanno meritato senza dubbio la vittoria e oltretutto la cosa molto bella è che l'hanno dedicata al papà di Ciccio, che purtroppo è venuto a mancare ed è stato ieri veramente commovente vedere questa bella festa, questa dedica, è vero. Persone, devo dire a Valverde, sono contento che abbiano vinto oltre che perché ci tifavo, perché sono persone che vivono lo sport in una maniera serena, educata, positiva. Una fetta di calcio puro. Esatto. Una fetta di calcio puro. Veramente vi fa onore e fa bene al calcio. Facciamo un applauso ai ragazzi della città di Valverde. Allora, siamo leggermente in ritardo, quindi facciamo una cosa, sui risultati del girone G sottolineiamo subito insieme ad Alessio la vittoria del Belvedere che con questo perentorio 4-0 nei confronti dell'Atletico Militello vola verso il campionato di promozione. Possiamo vedere la schermata della classifica del girone G e abbiamo subito il commento anche di Alessio. Sì Ettore, perché con il 4-0 contro l'Atletico Militello il Belvedere festeggia la propria promozione e deve ringraziare il Frigentini che blocca sul 3-3 in casa il Marina di Ragusa, quindi vittoria comunque meritata quella del girone G perché appunto la squadra del Belvedere lo ha dominato dalla prima all'ultima giornata. In coda è lotta a 3 tra Città di Augusta, Frigentini ed Ellenica per evitare la retrocessione diretta. Va bene, anche senza schermata abbiamo compreso che comunque la squadra messinese ha fatto un campionato straordinario. Io però prima di chiudere, prima di completare questa straordinaria puntata devo parlare con i ragazzi del Real Catania. Dico bene? Allora, abbiamo già il microfono in mano, voglio sapere nome, cognome e anche ruolo e soprattutto la categoria. Se non sbaglio tu sei della categoria esordienti. Parla vicino al microfono. Nome Salvatore Cavallaro. Non è un interrogatorio, solamente il nome. Allora, Difensore. Squadra, abbiamo detto? Real Catania. Esordienti. Bene, passiamo il microfono anche agli altri. Nel frattempo potete guardare anche la camera così vi vedono anche a casa. Come ti chiami? Domenico? Sì, mi chiami e mi ruolo è attaccante. Quanti gol hai fatto quest'anno? Non lo sai, tanti. Passiamo il microfono anche... Ha perso il conto. Ha perso il conto. Vediamo un po' se riusciamo a seguire. Guardate la telecamera. Il tuo nome invece? Il mio nome è Alessandro Sottile e sono un centrocampista. Centrocampista. Sei mancino? No. No. Giochi di destro. Sei degli esordienti? Sì, esordienti. Benissimo. Accanto abbiamo invece, se non sbaglio, un ragazzo dei giovanissimi. Il tuo Danilo nome? Murè. Terzino sinistro. Terzino sinistro. Gol? Niente quest'anno. 1. 2, mica male. Ci ho dovuto lottare per fargli fare il terzino, poi se lo fa attaccare. Vabbè, ma molti ragazzi hanno un sogno, un ruolo e poi magari possibilmente possono giocare in un altro. Adesso passiamo ai ragazzi un po' più grandicelli, quindi parliamo del settore giovanile, giovanissimi. Dico bene? Microfono? Il mio nome è Antonio Piacente e sono il terzino destro Sì. della Real Catania. Com'è andata la stagione quest'anno? È stata una bella stagione. Bene, quanti gol? Nessuno. Vabbè, i difensori ne fanno sempre un po' di meno. Accanto abbiamo invece... Nizzari Michele, difensore centrale, 6 gol in stagione. 6 gol, quindi insomma... Fatte le punizioni. Ah, bene, segna anche su punizione. Tu invece? Io sono Giuseppe Palma e faccio il centrocampista centrale. Centrocampista. Lui ha fatto 6 gol ed è un difensore, tu? Io una cinquina. 5 gol. Mica male come stagione. E poi? Io sono Salvoni Codra, centrocampista centrale. Centrocampista. E in questo caso tu gol? Io gol 0 perché ho giocato mezza partita a causa di vari infortuni. Esiste Si è rotto il braccio 2 volte. Questo è l'infortunio che succede. Sì, però un gran bel centrocampista, lui ha veramente il futuro è tutto suo. Tu Quest'anno sei il l'ha direttore perso. tecnico di Sì. questa scuola che ricordiamo si trova dove di preciso? Ecco, ricordiamolo perché chi volesse può anche iscriversi per la prossima stagione. E come no, noi insomma accogliamo tutti perché nel settore scuola calcio è istruzione, quindi diritto a imparare per tutti, chiaro. ci mancherebbe altro. E siamo con la scuola calcio fino ai 12 anni alla Playa Societ. Sì?
di fronte il bowling accanto allo Sì, spiaggia Libro zona numero 1, playa, una per bellissima intenderci. struttura, 3 campi e 7 in sintetico, mentre con i giovanissimi lavoriamo al campo 11, quindi al Chiaro. Velletri, a Picanello, il famosissimo campo Velletri Mitico Velletri. che ricorderai. E tra l'altro tu hai anche un ruolo importante con una società inglese importante, l'Arsenal. Sì. Questo un po' dà qualche speranza anche a qualche giovane siciliano, catanese, magari di andare al di là Guarda, io l'anno della scorso ho normale portato realtà un italiana. loro compagno di squadra, è stato una settimana a Londra in accademia, ha fatto una settimana di formazione. Bella lì. soddisfazione. E come no, sì, è stata una cosa bellissima, è stato all'Emirates, insomma ha lavorato veramente in una maniera diversa per una settimana. Ma al di là di questo dico sempre che la speranza per loro è lavorare bene, quindi il fatto che comunque io faccio queste esperienze, le porto ai loro allenatori e cerchiamo di fare aggiornamento costante, e questo per loro è importante. Chiaro. Noi lavoriamo bene, loro lavorano bene, loro crescono e hanno una speranza. Però tu sei di parte, voglio sentire il Presidente se è contento del gruppo tecnico, certo. chiaramente... Potrebbe che- anche licenziarci tutti. Certo, ci mancherebbe, vabbè, non penso, perché Sto insomma i scherzando, risultati credo sto che scherzando, siano arrivati. no. Presidente Ruisi, allora è contento intanto del lavoro che stava facendo Giovanni, perché so che insomma ci mette tanta intensità, tanta anche voglia, disponibilità. Sì, se penso che 2 anni fa, e oggi la società compie 2 anni, E quindi? e l'anno scorso eravamo in 27-28 Adesso avete- in un'altra struttura, grazie anche con l'avvento di Giovanni Garofalo, del mister Affio Grasso che mi segue dall'anno scorso. Mattia Allenatori Fo- che conosceremo tra qualche settimana, Sì. perché vi verremo a trovare proprio direttamente nei vostri campi di allenamento. Mattia Fondanot, Anthony Vella che ci collabora Certo. pure, hanno portato un bel... Quindi da abbiamo fatto il 27 salto. bambini a quanti siete passati almeno quest'anno? Almeno al 80, doppio? più di 80. Quindi insomma avete lavorato bene, quindi meritate la conferma. Per il primo anno stiamo facendo settore giovanile, siamo in corsa per i playoff, siamo a un punto dalla zona playoff. Parliamo dei giovanissimi, Giovanissimi, perché voi sì, non sì, fate sette- gli allievi, perché No, giustamente la scuola è nata il- da poco. sì, Li dal fate prossimo l'anno anno i giovanissimi che usciranno diventeranno Ma se il allievi. prossimo anno farete i giovanissimi regionali ci sarà ancora un ulteriore impegno, Presidente? Sì. Siete pronti? Devo dire che posso spezzare una lancia a favore del Presidente. Il Presidente da questo punto di vista non ci ha fatto mancare nulla in tutta la quindi stagione. questa è una bellissima anche come soddisfazione. attrezzature, se serve lui quando passa da un negozio sportivo porta sempre il pallone con la coach, porta Bene. sempre qualcosa di Insomma, nuovo. non vi fa mancare nulla, Assolutamente, non vi fa mancare nulla. l'ideale, il Presidente Buon lavoro, ideale. verremo da voi a vedere come lavorate sul post e sono sicuro che avremo delle bellissime sorprese. Allora, se riesci in 1 minuto a darmi il quadro del campionato di calcio a 5, ti faccio fare un mega applauso, Alessio, perché siamo terribilmente in ritardo, il nostro regista tra poco ci sfuma, per cui ti do 60 secondi solo per il calcio a 5, ma sono sicuro che tu ci riuscirai perché sei preparatissimo. Farò Allora, del mio meglio, Ettore, perché questa è la giornata dei verdetti. L'Azzurri Futsal Palermo festeggia la propria promozione in Serie B e ringrazia l'Ennese che al Palamilan di Caltanissetta compie un'impresa vincendo per 3-2 contro la Nissa. Nel contempo l'Arcobaleno Ispica viene fermata in casa per 3-3 dall'MM Futsal. Quindi più 5 il vantaggio dell'Azzurri Palermo. Mascalucia sulla si è seconda. salvato? Mascalucia Oh, sì, si è bene. salvato. Pirotecnico 9-3 ai danni della Juve Scirea, cinquina del bomber marchese, doppietta di Leo. Doppietta di Freni Leo e segna anche il portiere Gianluca Zanchi. grande festa. allora. Ultimo appunto perché salutano il campionato di C1, il Futsal Catania e la Real Calcio che l'anno prossimo che retrocedono in Serie C2. Meriti un Oscar perché in 60 secondi, anche meno, sei riuscito a fare il quadro completo Grazie, del calcio a Ettore. 5. Allora io sono quasi ai saluti, i 30 secondi finali li concedo anche a Salvo Castorina, direttore sportivo dell'ACI Sant'Antonio prima categoria, prontissimi anche per la prossima stagione, eventualmente per un discorso di promozione? Sì, se No, se perché la- insomma se la- c'è il dubbio per tante società il prossimo anno. Se la proprietà ritiene il lavoro che abbiamo svolto positivo, sì, altrimenti faremo... Ricomincerete da capo da qualche altra parte. Questo è il nostro mestiere, no? Non Bravo. abbiamo base fissa. In bocca al lupo a Grazie, Salvo grazie. Castorina, direttore sportivo dell'ACI Sant'Antonio. Prima di salutare il vostro mister e il vostro presidente, vi saluto, vi ringrazio, in bocca al lupo, mi raccomando, sempre corretti nei confronti degli avversari, ma questo sicuramente sarà un insegnamento che mister Giovanni vi dà come punto fondamentale nella La vostra prima regola. crescita. Dico bene, La no? prima regola. In bocca al lupo anche per te, naturalmente Prego. nella speranza
che poi magari qualche ragazzo possa anche insomma, raggiungere l'Arsenal. Sì, no, mai dire mai, intanto no? uscire Il fuori nostro sogno è questo. Il nostro sogno è quello. Portare i ragazzi sul professionismo, farli Ma già girare attraversare bene. lo stretto sarebbe Sarebbe già un una grande cosa, successo. Avete l'energia giusta, quindi sotto questo punto di vista sono Grazie, assolutamente Ettore. convinto. Chi non Grazie attraversa tanto. lo stretto è perduto dal Infatti, allora Giovanni Garofalo, direttore tecnico della scuola Real Calcio Catania, e Massimo Luisi, il presidente della Real Catania. Salutiamo anche la nostra Giulia Bonaccorsi, non si chiama Federica, ho fatto una gaffa poc'anzi, con Giulia chiaramente ci rivedremo la prossima Sì, settimana. grazie Ettore, saluto tutti i telespettatori e i nostri ospiti. Alla prossima settimana. Grazie a tutti, l'appuntamento con Penalty naturalmente è fissato alla prossima settimana, puntuale in diretta alle 19:30 su Stessa Rete di Catania. Arrivederci a tutti. Ciao, saluto a tutti.